Tan, tan, tarararan, tan, tarararan. Italia, qui ci stava benissimo la musichetta di Disamistade, che è una canzone di Fabrizio De André, solo che appunto è protetta dai diritti d'autore e quindi ce la facciamo noi. Cosa? Sì, sono diventato un singano del montagna ormai, mi sono trasferito qua. Adesso riproviamo. Beh, intanto ho sbagliato strada. Riproviamo tra virgolette un nuovo percorso, ossia è uno dei percorsi che avevamo fatto la prima volta, però proviamo a continuare perché tanto siamo nelle rive comunque del torrente, io ho il cappello, ho l'acqua in zaino, quindi andiamo. Non serve neanche a cucciarsi più tanto col singano. Traduzione: non serve neanche abbassarsi più di tanto con singano in quanto è basso, quindi qui c'è un ponte. Che bello Italia, di quei colori la mattina qui, veramente fantastici, fantastici, fantastici. Mi scappa il CP, ma quanto brava sei che sei sempre qua, te, cara. Mamma mia, quanti insetti. Comunque qui c'eravamo già stati, a dove Michele era andato a impapperarsi lì con le scarpe. Io direi che allora provo a proseguire verso di là per vedere se c'è qualche altro nuovo percorso che costeggia il torrente. Intanto faccio giusto bere il CP. Amy, guarda l'acqua, dai, bevi che dopo muori da sete. E purtroppo con l'età il CP ha perso un po' di intelligenza, È un cane così, che si spinge da sola verso la bara. Dai, vai a bere, stupida. Che scema. Cioè, sotto il sole cocente l'acqua fresca non va neanche a bere. Vabbè, che ti devo dire. L'unica è far così. Amy? E niente, ho il cane idiota, ma le voglio bene lo stesso. Dai, andiamo, Amy. Porco cane, vabbè, al limite ho la bottiglia, io le darò l'acqua con le mani, che ti devo dire, così. Mamma mia Italia, quante ragnatele. Beh, aspetta che torniamo un po' indietro, mamma mia, il regno degli insetti qua, perché tu dici, va, è un filo, beh oddio, è un filo che adesso non ho approfondito perché sai non mi è mai interessato più di tanto. Comunque è un filo che o esce dal buco del culino di un ragno o esce dalla bocca di un ragno. In ogni caso, insomma, gli orfizi dei ragni non sono proprio tra le mie passioni, insomma, ecco. Se no, non ho mai apprezzato tanto le cose che escono dai buchi dei culini, tipo quando ero piccolo, che so, se abitavo in campagna, c'erano le galline e mi davano le uova. Io ho detto, ma scusa, devo mangiare una cosa che è uscita dal buco del culino di una gallina? Ma siamo seri? Wow, mi sono già perso. Dico, ma come faccio a perdermi qua? Cioè, è che ci vuole impegno. Perché qui c'è un sentierino, ma io non avevo passato tutta questa erbaccia prima, no, vedi? No, questo ci porta in parte. Però noi bisogna salire su di là, vabbè, riproviamo di qua. Porco cane. Hai capito adesso perché le puntine del mondo ha tutti quei percorsi segnati, no? Con il punto dove entrare, eccolo qua che l'ho trovato finalmente. Tutto col GPS, perché si perde anche lui e quindi ha bisogno di avere tutto segnato, e se è una roba terribile. Non te lo segno neanche sulle mappe della puntina questo posto qua, perché insomma sì, carino, ma ci sono posti molto più belli e più facili, diciamo, da accedervi, no? Perché non ci sono tutti gli insetti, i ragni, l'erba alta, eccetera eccetera, hai capito? Quindi mi sono portato via il telefonino proprio per segnare gli eventuali posti tattici in più, però questo salta giustamente. Fermo che c'è un gatto. Oh Italia, guarda sopra il ponte, che cadavere è quello? Non riesco a capire.
molto strana, le ossa un po' lunghette, perché mi verrebbe a dire tipo lepre, ma con quel pelo lì, però invece no, è tipo una roba da volpe, non riesco, è stranissimo, a parte che è in stato di decomposizione molto avanzata, è rimasta solo la pelle. Tu mi dirai, sì, ma non si dice carcassa, non si dice cadavere, no? In realtà si dice cadavere, solo che all'epoca la Chiesa Cattolica impose la sostituzione del termine cadavere con il termine carcassa, questo per distanziare, per motivi religiosi, le anime degli animali dalle anime degli esseri umani. Wow, sono in centro, porca miseria. C'è anche un bau. Amy, c'è il bau. Amy, il bau. Come facciamo adesso? Che bello, cos'è sta roba? Un ristorantino. Che figata. Sì, deve essere un ristorantino. Bello, peccato che è chiuso. Ciao Fuffetto! Ciao caro! Fai piano che lei mi è molto incazzosa, sai? No, ma tu sei un bravo Fuffi, sei educato. Sì, sei molto bravo. Hai visto? È vecchio, Amy. Un po' vecchiotto, più di te. E non gioca perché è vecchiotto. È vecchiotto. Ok, la macchina. Miseria, Amy. Sai, gli spasimmanti dietro. Il gatto di là. Sai, guarda, non so. Proprio oggi, Case tipiche, bellissimo. Ma che belle casette, che bei giardini, bellissimo il centro qua. Stupendo, veramente stupendo. Molto tipico, questa, stupenda. Ok, siamo giunti alla fine del paesino, adesso bisogna trovare quella famosa stradina, adesso guardo sulle mappe. Il mulino di Beppo Mulinar, dov'è il mulino? Voglio vedere il mulino di Beppo Mulinar. Voi siete qui e in tanta mona, beh no dai. Allora risaliamo su per il borghetto, che è questo qua, vedi, eccolo lì, e dopo giriamo a sinistra a vedere il mulinetto di Beppo. Noi altri abbiamo Beppi e Loria Beppo. Al singolare giustamente. È tutto così tipico, mi sembra di essere ritornato bambino quando andavo a fiera di Primiero, bellissimo, cioè sono fuori dal tempo, no, fuori dagli spazi proprio, è stupenda sta roba, cioè mi emoziona più sta roba che il viaggio nei Balcani, ma sul serio ragazzo, ma che roba. Sarà anche che probabilmente ci sono qua da 5, 6, 7 giorni, quindi insomma sono entrato un attimo nel contesto. E quella cos'è? Una cuccia per cani? Boh. Ah sì, San Francesco, la città dei rubinetti, sì, ricordatelo sempre. Tanto bello, molto disabitato, mi dà come l'impressione che ci sono tantissime case o disabitate o tipo un po' in costruzione lasciate lì a metà e case vacanze, insomma, ecco, giustamente, guarda che figo. Sì, ma funzionano anche, quindi vedi, città dei rubinetti, ma funzionano anche. Che forte. Subito dopo il borghetto Italia, quindi hai visto la collina che abbiamo preso che saliva a destra, che prendeva il borghettino, diciamo, guarda, lì c'è il cartello di legno che ti indica sicuramente il mulino, adesso andiamo a vedere. Quando faccio le voci un po' tipo da trance sottovoce è come fanno nelle pubblicità, le pubblicità di auto, non ti hai mai visto? Fa così, cioè sembra dei trance col mal de goia. Sì, ma a parte il mulino di Beppo, guarda, è pieno di rovinazzi, guarda che figata, che figata. È strapieno di ragni, guarda quello che è enorme, guarda. Porco cane, sì, bisogna stare attenti dove si mette i piedi, a parte che in ogni caso sono ragnatele che ti arrivano in faccia a 1000 ogni volta. Vabbè, questo qua è un po' più impegnativo, nel senso che è sbriscioso, c'è l'erba bagnetta. Ci siamo quasi Italia, ci siamo. Dov'è il mulino del Beppo? Oh, c'è questo? Sta robetta qua? C'è il mulino? No? Che fico! Tanto fico. Ah, i pesci! Sono ancora piccoli. Che forte. Amy, se tu fossi un cane furbo CP ti potevi fare la colazione extra. Che bello, Italia, che bello. Adesso andiamo a Ponticelli, andiamo alla ricerca di questo mulino de Beppo. Ciao, a me qua col cane conviene veramente guardare sotto piuttosto che salire là. Eh sì, no, è altino e la corrente è forte anche per il cane.
E vabbè, ci rinuncio, se non ho capito, perché se ero da solo mi facevo il ponticello tranquillamente, ma con la Amy come cavolo faccio, il povero cane? Proviamo, ma boh, dubbi. Guarda che ragnazzo che c'è anche là, ecco di mano. Boh, a vedere dalle foto che ho trovato sull'internet, questo mulino sembra proprio quella baracchetta là che abbiamo visto lì, quindi quello è il mulino, hai capito? Quindi l'abbiamo visto, l'abbiamo raggiunto. Vabbè, pensavo chissà cosa, vedi, questo è ad avere aspettative, no? Che mi ha rovinato tutto il cartello. Io ho letto mulino, cioè non leggevo niente e mi trovavo sta casetta e dicevo guarda che carina, che bella la casetta abbandonata, là, hai capito? Era una mini lucertola, vedi, non c'era il cartello della mini lucertola, ho visto la mini lucertola, ho detto che bella, hai capito? Perché non me l'aspettavo, hai capito? Non ho dovuto ripagare una cosa che mi aspettavo, della serie una sorta di debito, no? Le aspettative sono dei debiti, mentre questo è un ponte scricchiolante. Però scusa un attimo, va ben tutto, ma perché devo andare avanti? Cioè, perché non sto qua tranquillo un attimo? Sono immerso nel niente anche qua? Ma sì, dai. Che figata camminare Italia, però è quella cosa che succede quando non fumi. Cioè quando non fumi ti viene sta voglia di camminare, vai e non hai fine, no? Cioè non hai fine. Abituato come eri prima agli stop che avevi prima, ti sembra di non aver fine, di avere corsa illimitata, che potresti andare avanti per sempre. Beh, per sempre magari no, però per tante ore, quello sì, veramente. Poi ti distruggi la schiena, è vero, perché sei vecchio, però come come voglia di fare, come energia che hai in corpo, lì sì, ce n'è da vendere veramente. Bello anche fumare, vedi, è un compromesso. Ma c'è chi sta peggio di me, perché guarda ad esempio i pesciolini che abbiamo visto prima, no? Stavano arrivando, giustamente stavano seguendo la corrente, quindi da là verso qua, no? Però se tu guardi là in fondo è pieno di cascatelle con i sassi, i massi, cioè mettiti te al posto del pesce, no? Cioè cascatella, pum nei denti, cascatella, pum nella pancia, cascatella, pum nel ginocchio. Sì, ok, non hanno il ginocchio, però poi mi chiedono Singano, ma come mai le prendi sempre tutte tu le zecche? Ma quello che ti dica, sfortuna, cioè, anche posti, cioè, bellissimo, però sì, i regni delle zecche qua, giustamente, no? Siamo proprio in mezzo all'erba. Guarda che bello, questo è il famoso è il mulino di Beppo. Guarda ragazzo, guarda Italia, guarda che bello, guarda che tipico, questo è molto tipico. Là anche la porta che probabilmente te può anche aprire e entrare, perché non vedo lucchetti, però lasciamo perdere, dai, che cosa avevo abbastanza secche in vita mia. E guarda che ragnatelloni che trovi, madonna, quei ragnazzi, camona, questi frutti. Quanti ragni Italia, quanti? Cosa c'è? No, ti è andato una piantina su per il culetto, non era un ragno. Dimmi, di qua? Sì, è bello, grazie, sì. Volevi andare di qua? No, andiamo dritti qua. Se vuoi potresti continuare qui alle mie spalle, ne hai per chilometri, strachilometri, ho visto le mappe. Però sì, là inizia a essere seriamente wild, nel senso che hai tanta erba alta, in quel senso. E via. Guarda che gatto sfacciato, che sfacciato, hai visto Amy? Anche tirato sul pelo, ti ha fatto così, c'era da capire anche dove poter buttare le squasse, perché ho trovato i bidoni con la differenziata più in alto, però sono tutti col lucchetto, cioè tipo paura che gli ciavano le squasse. Boh, sarà per gli orsi, per i procioni, non lo so. No, i procioni forse in America, però forse fuori dal cimitero, adesso vediamo. Sì, rubinetto e squasse. No, tranquillo, secco, non riciclabile. Che tra l'altro, memo per me, guarda, il cimitero è proprio di fronte a quella stradina
ok, che ti collega tramite il sentiero di ombra al campeggio. Anzi, a proposito, visto che c'è il sole che batte, prendiamo questa. Esatto. Guarda l'altro tuo amico fufo che ti aspetta, vedi Amy? Hai visto? Ti faccio la pipì, ti dice questa è casa mia. Guarda, ciao, che bel fufo, hai visto? Un bel fufo. Pisciali anche te, bravo, pisciali sopra. E anche sgommata per terra, digli, non mi importa dei confini, digli. C'est terribile il CP, c'est terribile. Cato, inizio mao. E che fighissima la casettina per gli uccelli, gli hanno fatto la carrucola, vedi, per tirarla su e giù. Fighissima, veramente. È fatta anche bene la carrucola, guarda.